Seconda parte di 7 in punto, adesso parliamo di donazioni e di trapianto d'organi perché il Veneto ha un primato record, 579 trapianti. Per parlare di questo risultato confortante abbiamo questa mattina Flavia Petrin che è il presidente nazionale di AIDO. Buongiorno e benvenuta. Un primato di trapianti, ben 579. Sì. Diciamo più di 50 trapianti in più rispetto al 2015, veramente è un bel risultato che sicuramente è andato ad aiutare dei pazienti che erano in lista di attesa e che possono ritornare ad avere una vita pressoché normale. Il trend della Regione Veneto è un trend simile, lei è Presidente nazionale, ad altre regioni d'Italia oppure c'è un'accelerazione? Allora, sicuramente l'Italia non è tutta uguale. Allora, quest'anno comunque è stato un anno di bei risultati in tutto il territorio nazionale e diciamo il Veneto ha avuto la sua rivincita sul 2015 e diciamo che la Toscana è la regione migliore. Sì, per donatori o per esecuzione di trapianti? Perché poi non diciamo è che uno dona l'organo e va in tutta Italia. Che loro sono i primi in tutto. Sono i primi in tutto, infatti la Toscana è la capitale della donazione cosiddetta e diciamo fanno da maestri, ecco. Loro sicuramente hanno risultati veramente notevoli, non si può dire nulla. Però sicuramente, voglio dire, ecco, abbiamo regioni e dal centro verso il nord sicuramente le cose sono molto più positive, vuoi anche perché l'organizzazione dei servizi sanitari sono comunque migliori. Diciamo c'è un po' sempre di dati un po' più negativi al sud, anche se comunque in quest'anno anche nel sud abbiamo cominciato a vedere un po' diciamo di fermento, per cui ecco, noi ci auspichiamo che le cose migliorino. Di organi però non ce ne sono mai abbastanza. No, 9.000 e oltre sono le persone in lista d'attesa e ogni anno vengono fatti, voglio dire, 3.000 trapianti, quest'anno 3.300, però sono sempre un numero diciamo più basso e comunque 3.000 persone nuove ogni anno entrano in lista. Per cui c'è sempre un gap fra... Le 6.000 persone che non riescono ad avere copertura nell'anno possono attendere un altro anno? Allora, diciamo che le persone in lista restano in lista. Escono dalla lista se ricevono un dono, Chiaro. Oppure alcuni, ti dico purtroppo, escono dalla lista. Alcuni è troppo tardi? Sì. Alcuni escono dalla lista perché non hanno più tempo per aspettare, purtroppo ci lasciano e non riusciamo a dare la risposta a tutti. Adesso io il dato del 2016 non ce l'ho, però per esempio nel 2015 più di 400 persone sono morte in attesa di un organo. E ovviamente uno dice c'è una lista d'attesa che non è una lista che uno si iscrive, non so, come all'esame all'università, chi prima arriva prima alloggia. No. Ci sono delle caratteristiche, dei requisiti, certo, no? ci sono dei criteri stabiliti dalla legge, per esempio il criterio più importante è la gravità. Se voglio dire, una persona è grave, quello anche voglio dire, se è appena entrato entra prima in lista. E c'è proprio un programma proprio di gestione delle urgenze che è nazionale, perché non è neanche regionale il programma urgenze. E nel momento stesso dell'urgenza il primo organo disponibile va alla persona che si trova nello stato di urgenza maggiore. L'urgenza tiene conto della malattia o anche dell'età del ricevente? L'urgenza, allora, tiene conto dell'urgenza della patologia. Sicuramente c'è anche un problema di età, perché voglio dire un bambino non può ricevere un organo di un adulto, perché se abbiamo due urgenti, un bambino e un adulto e la persona che decede è un adulto, per forza di cose... Nell'ambito degli adulti? Nell'ambito degli adulti, ripeto, la gravità della patologia è il criterio maggiore. Lei dice è aumentata la disponibilità degli organi, ma non sono mai a sufficienza. Sì. Voi siete 40 anni che vi occupate proprio diciamo, allora AIDO è nata 43 anni fa, quest'anno voglio dire fra poco più di un mese festeggeremo i nostri primi 44 anni di attività. Non abbiamo mai smesso di lavorare e siamo convinti che il nostro compito è quello di lavorare sempre di più.
Perché la cultura della donazione è una cultura che va fatta nascere, va nutrita, va alimentata, va sostenuta, va ricordata, va... Allora, sicuramente oggi come oggi molte persone sono favorevoli alla donazione, anche se in Italia più o meno oltre 1.800.000 le persone che hanno manifestato la volontà. Cosa significa manifestato? Perché poi non basta dire io sono favorevole, perché è un pensiero che rimane nel vuoto. Allora, invece... questo 1.800.000 persone sono persone che hanno manifestato la volontà mettendo una firma tramite le ASL, i comuni o AIDO. Diciamo le uniche tre possibilità perché questa manifestazione di volontà venga registrata nel sistema informativo trapianti. Quindi se vogliamo donare gli organi e lasciare un testamento, se vogliamo, del nostro corpo, dobbiamo andare o all'ASL o in comune o presso una delle vostre sezioni e firmare. Sottoscrivere la manifestazione di volontà. Naturalmente AIDO raccoglie solo i sì. Naturalmente, perché è un'associazione favorevole alla donazione, perché non può fare altrimenti. Le persone invece che decidono per il no, che voglio dire che ecco, noi giustifichiamo per la loro scelta, perché la scelta è una scelta libera, lo possono fare solo tramite le ASL e i comuni. La cosa che mi viene da chiedere però a queste persone è, prima di aver fatto questa scelta, vi siete informati opportunamente? Perché ecco, è una scelta, sicuramente una scelta che merita un momento di riflessione importante. E per poter fare una scelta consapevole bisogna essere informati. E ecco, io a queste persone naturalmente chiedo solo questo, dopo ognuno, ripeto, è libero di fare la sua scelta, che va rispettata, perché insomma... Posso sfruttare la sua presenza proprio per avere quelle informazioni? Supponiamo che io non sappia ancora quale possa essere la mia scelta, che tipo di informazioni dovrei avere per fare una scelta consapevole? Allora, intanto stiamo parlando di donazione di organi post mortem e anche di tessuti naturalmente, post mortem, per cui diciamo l'evento che noi dobbiamo essere certi è che una persona sia morta, e questo diciamo è l'elemento cruciale, per cui oggi come oggi c'è la possibilità di... Sì, rassicuriamo, nel senso non è che viene spiantato un organo, cioè ci sono delle procedure, ci sono degli iter, l'attesa, e chi ha avuto modo di mettersi a contatto con questa realtà sa quali sono le procedure. Quello che è diciamo, l'accertamento diciamo, con criteri cardiologici è semplice. La persona muore, il cuore si ferma, viene fatto un elettrocardiogramma piatto per 20 minuti che accerta, voglio dire, la morte. Normalmente però la donazione di organi invece viene fatta a paziente che muore per lesioni encefaliche in rianimazione. In rianimazione la persona arriva, viene attaccata al respiratore, viene attaccata alle macchine per permettere di salvare la vita alle persone, perché voglio dire, ecco, la rianimazione è il reparto dove si fa l'impossibile per salvare la vita alle persone. Purtroppo non sempre voglio dire, ci si riesce, perché se la lesione è importante, voglio dire, l'evento morte diventa un evento voglio dire, che fa parte della situazione. In questi casi voglio dire, forse è un po' più difficile capire, perché diciamo, il parente a cui viene comunicata la notizia vede il proprio caro che è ancora sul letto, attaccato alle macchine, per cui ha l'impressione che il suo caro stia ancora respirando, è roseo, per cui voglio dire è anche bello, magari è rilassato, ed è ancora più bello di pochi minuti prima, quando magari invece la situazione era... perché lo vede bene e uno dice ma tu mi dici che è morto, come faccio a capirlo? E allora voglio dire, ecco, c'è durante un percorso di accompagnamento naturalmente fatto dai sanitari, e viene anche spiegato e fatto anche vedere, vengono diciamo fatte delle cose, per esempio viene staccato dal respiratore, tanto per capire che il torace non ha più l'escursione ma che la macchina, perché vuol dire, ecco, gli viene proprio fatto vedere anche visivamente attraverso determinate diciamo, modalità, proprio per spiegare questa cosa. Diciamo che normalmente però la persona è pronta, perché ecco, voglio dire, l'evento morte è la fine di un percorso comunque di spiegazione che viene dato ai parenti eccetera, per cui gli viene detto guardi la situazione è talmente grave che potrebbe esserci la possibilità di... Naturalmente prima del decesso non si parla di morte, si parla però di accertamento di morte con criteri neurologici, poi si dice guardi il vostro caro è deceduto, per cui adesso partirà una commissione formata da 3 medici che nel corso di 6 ore andrà ad accertare
effettivamente la morte della persona, perché solo dopo queste 6 ore di accertamento si può staccare la persona dalla macchina. Per togliere l'impaccio, insomma, il trauma e anche il dubbio legittimo, credo, di ciascuno, del familiare, no? Dover prendere una decisione così forte, quanto è utile la sottoscrizione della volontà? Allora, e la sottoscrizione della volontà di donare gli organi da parte della persona, del paziente, libera dalla decisione i parenti, certo, cioè certo. I medici a quel punto possono agire seguendo... Allora, che cosa avviene normalmente nell'emazione? Allora, ripeto, ci sono queste 6 ore di accertamento, alla fine delle 6 ore di accertamento la persona, viene staccata dalla macchina e portata in obitorio se non vuole donare o portata in sala operatoria per la donazione. In queste 6 ore che cosa fa? La persona autorizzata va a vedere nel sistema informativo se la persona in vita ha fatto una scelta. Se questa scelta è stata fatta, si va dai parenti e si dice: guardate, in vita il vostro caro ha espresso una volontà favorevole alla donazione. E diciamo i parenti non possono, perché ecco, la legge è chiara, se la persona in vita ha espresso una volontà, l'unica cosa che possono fare i parenti è dimostrare che dal momento della scelta fatta la persona non possa aver cambiato idea, perché l'idea naturalmente può essere cambiata. Okay? Io faccio la manifestazione di volontà oggi e nel tempo posso cambiare idea e rifaccio una nuova... Devo esplicitare il cambio di idea. Certo, però ecco, se i parenti, supponiamo che magari la persona avesse sottoscritto un pezzettino di carta, magari il giorno prima, dicendo: guardate, quella volta avevo pensato ma non sono favorevole. Allora, non ho tempo di andare a manifestare la volontà, intanto lo scrivo su un pezzettino di carta. Quindi è importante anche segnalare questo, che una volta sottoscritta la manifestazione di volontà di donazione, uno può anche il giorno dopo o dopo anni andare a ritrattare la sua posizione. Può diventare un no e un no, magari ecco, dopo opportune informazioni potrebbe diventare un sì. La manifestazione di volontà valida è l'ultima in tempo, diciamo, di cronologico, sì, insomma, l'ultima espressa. Sì. Lei prima appunto... Ecco, gli stavo dicendo, se per caso invece la persona in vita non ha espresso la volontà, ai parenti gli viene chiesto: se la persona fosse qua oggi a poter decidere, che cosa deciderebbe di se stesso? Perché ricordiamoci che la scelta è personale. Sì, però a me viene da fare questo tipo di riflessione. Magari la persona morta, deceduta, era favorevole, ma come lei diceva prima, no? I parenti, la mamma, perché pensiamo anche magari a dei genitori che, certo, anziani, che hanno una cultura diversa magari delle giovani generazioni, oppure un figlio, insomma, magari uno non segue proprio la volontà. E come sì, però ecco, diciamo, anche qua li accompagniamo, nel senso che viene chiesto com'era in vita questa persona. Allora era una persona che era, non so, un ragazzo giovane, che faceva scout, che lavorava in parrocchia, ecco, sicuramente li accompagni anche in questo ragionamento qua. Oggi come oggi, se una persona in vita è stata una persona dedicata agli altri, è difficile che si dica di no. Ripeto, però anche qua è un percorso di accompagnamento, non è che venga fatta la domanda così in 2 secondi, si accompagna e si cerca di spiegare. Si cerca anche di dire che il fatto della donazione è un qualche cosa che aiuta a giustificare magari quella morte cosiddetta inutile, supponiamo, non so, un incidente stradale, no? L'evento critico, eccetera. La donazione può essere un momento di aiuto alla famiglia. E anche questo viene spiegato. Infatti ecco, io che ho molti contatti sia con diciamo, persone trapiantate piuttosto che persone diciamo, familiari di donatori, mi rendo conto che sono loro che ti dicono grazie per avermi aiutato a fare questa scelta. Ecco, naturalmente la vita del proprio caro in qualche modo. Non lo dicono a noi, lo dicono agli operatori. Certo. Però ecco, noi diciamo, come provincia di Venezia per esempio ogni anno facciamo la giornata del dono omaggio, in cui una volta si ringraziavano solo le famiglie e i donatori e adesso invece abbiamo messo insieme donatori e anche trapiantati. Perché? Perché diciamo, chi ha ricevuto un dono ha bisogno di dire grazie e lo diciamo questo grazie. Lo diciamo comunque a una famiglia di donatori. Lei mi dà proprio... diciamo i familiari di donatori invece hanno bisogno di capire che cosa succede dopo, per vedere che si ritorna veramente a vivere. E devo dirti che queste cose purtroppo non sono molte che vengono fatte, però ecco, quando noi mettiamo insieme
i familiari e i donatori, anche nelle serate adesso che stiamo facendo informative per i comuni, ha un risultato eccezionale. Però con sulla base di questa riflessione, mettere insieme famiglie di persone che hanno donato e persone che hanno ricevuto, però resta sempre il mistero che uno non può sapere. Diciamo la legge in qualche modo la legge italiana vieta che il donatore e il familiare si conoscano, perché voglio dire si possono instaurare dei rapporti non sani. La famiglia del donatore non elabora il lutto, la famiglia del trapiantato che in qualche maniera si sente in obbligo con... Noi comunque abbiamo in Italia situazioni in cui diciamo questi si sono conosciuti. Ecco, e lei che ha questa esperienza che cosa può dire? Che valutazione può fare al di là della legge? È una legge giusta o andrebbe rivista? Allora, io considero la legge giusta. Considero la legge giusta perché, ripeto, anche nella mia esperienza purtroppo anche la corsa a sapere, diciamo, non dico che sia patologica però ha in sé qualcosa che non è positivo. Ecco, io preferisco, dico, le persone che con me vengono nelle scuole, nelle serate, eccetera, che dicono io ho bisogno di dire grazie a un donatore. Cioè la cultura del dono, non la cultura, perché sennò diventa un dono egoistico, no? Sì. Ecco. Anche perché la donazione è un atto libero, gratuito, anonimo, ed è giusto che sia così. Ripeto, purtroppo ecco, l'evento della donazione oggi nei giornali si trova. E anche, diciamo, magari se uno fa 1+1 e fa delle... perché voglio dire, si dice che il fegato è partito per Padova piuttosto che il rene per Milano. Secondo lei andrebbero vietate queste informazioni? Dovrebbero essere parte di un segreto? Perché poi alla fine, alla fine di creare una cultura del dono si può dire... La legge dice che è vietato, cioè c'è proprio un discorso legale. Ma anche dire la località? Allora, ripeto, io sarei molto più cauta se dovessi essere io a decidere, perché questa corsa purtroppo c'è e, ripeto, delle volte si fanno anche delle false illusioni, perché la certezza comunque non la puoi mai avere. E, è brutto. Io ti dico, ho avuto familiari che ho conosciuto e che sono riuscita a fargli capire che se loro volevano conoscere qualcuno che avesse ricevuto, lo facevo conoscere io. E ripeto, la giornata del dono si è proprio cambiata proprio perché ho avuto questa. Quindi c'è un'apertura dell'incontro tra le parti, ma sempre in un modo anonimo, in modo che rimanga il concetto del dono e del dono ricevuto. Naturalmente la persona che ha ricevuto un dono ricorda il suo donatore tutti i giorni. Noi abbiamo i nostri... Ma la persona che riceve il dono sa da chi la riceve? La persona che riceve il dono sa da chi lo riceve? No, non dico, ma nella sua giornata un momento per il suo... È la vita, è un soffio che passa da una persona all'altra, no? Dopo, ecco, le persone che hanno ricevuto un dono, specialmente se si sono trovate nella situazione di urgenza, devo dirti la verità che sono persone che capiscono che cosa vuol dire vivere, che capiscono, che apprezzano ogni piccola cosa. Per dirti, io ti racconto un'esperienza di una persona che ha ricevuto un cuore, che mi ha detto, sai, la prima cosa che io ho provato è la vibrazione del letto. Ho suonato il campanello perché io sentivo il letto vibrare. E che cosa ti hanno detto? Che era il mio cuore che batteva e che io non ero più abituata a sentirlo. C'è qualcuno che magari in qualche modo si sente un po' in colpa, ma forse è un'espressione inadeguata, che sente il peso di un cuore, di un organo, che la sua vita è legata a una morte? Perché poi è proprio la cultura della morte, certo, no? Che allora, sicuramente loro lo sanno che una grande gioia avvicina un grande dolore. La bilancia li ha tutti e due nello stesso momento. La cosa che mi fa piacere però dire è che le persone in lista d'attesa non si aspettano che qualcuno muoia, si aspettano solo che qualcuno che muore, comunque che muore, dica sì. E questo è l'elemento fondamentale che forse va capito. Lei prima parlava di essere informati, no? Perché, e io forse ritorno a quel concetto che ho espresso prima, cultura della morte, perché appunto nel momento in cui uno ha un destino ineluttabile, che le sue parti vengano, qualsiasi sia il tipo di sepoltura che uno richiede, che comunque finiscano lì, inutilizzate, a quel punto almeno avere un senso, insomma.
Però è questo che fa fatica, ma questo perché? Perché si ha paura della morte, perché si ha paura allora, diciamo che che non ci si pensa prima, perché il problema è che la domanda purtroppo viene fatta in un momento, se la persona in vita non aveva deciso, viene fatta in un momento sbagliato. Infatti quello che noi proponiamo sempre è: decidi quello che vuoi tu per te stesso. Quando sei in bene salute. Togli questo onere alle persone che magari involontariamente possono non rispettare la volontà, ecco, perché ecco, io spero che sia sempre involontario, che non sia come l'esempio che avevi fatto tu prima, che ecco, la persona dica io sono contrario per cui allora il mio caro non dona. Perché ecco, ci sono casi? O sono sempre meno? Allora questo non lo posso sapere, perché ecco, io non vivo l'esperienza, spero di no, insomma, ecco, si è superata la considerazione, perché un tempo, anni fa, magari anche questo fatto del asportare da una parte un po' anche qua il rifiuto dell'autopsia, no? Perché sì, appunto, che in qualche modo veniva violato, ci sono anche queste paure, queste ormai si sono superate. Allora, diciamo che questa è sicuramente una delle domande che viene posta ai sanitari, però ecco, gli viene proprio spiegato che la persona viene operata come fosse una persona viva e, tra virgolette, ristrutturata, eccetera, perché il rispetto del corpo comunque c'è, sia negli organi sia nei tessuti, che magari, ecco, perché l'organo magari non si vede, però ecco, proviamo a pensare il prelievo, non so, di una parte di tendine, di una parte di cute, eccetera. La persona comunque, sì, il cadavere viene veramente ricomposto nel rispetto del corpo. Torniamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di cultura della donazione, perché ad ogni organo donato c'è una vita che viene salvata. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, parliamo dei trapianti, della cultura, della donazione, perché ci sono trapianti record in Veneto, 579, ma non bisogna dimenticare che dietro ad ogni trapianto c'è comunque una donazione, perché è vero anche che ci sono trapianti da vivente a vivente, cioè la medicina e la scienza sta facendo passi da gigante. E magari si potrà anche pensare di trapiantare organi costruiti in laboratorio. O siamo tanto lontani? E ripresento Flavia Petrin, Presidente nazionale dell'AIDO. Allora, per carità, la medicina va avanti, queste cose, la scienza va avanti, la ricerca va avanti, però gli organi umani sono organi umani. Se noi riusciamo a far donare tutte le persone che muoiono in Italia, raggiungiamo sicuramente un obiettivo molto importante, e la ricerca magari la utilizziamo solo magari nei casi urgenti, eccetera. Oggi come oggi il 30% di persone dice di no. Perché? 30% di persone abbiamo visto, voglio dire... Perché non può, adesso ci sono delle persone che proprio non possono, perché poi... No, allora, il 30% sono persone che possono essere donatori, ma che in vita o i parenti hanno detto di no. Per cui questo è un dato veramente importante. Se noi pensiamo a 3.300 trapianti in Italia, vuol dire 30% vorrebbe dire 1.000 trapianti in più. Vuol dire dare una speranza di vita sicuramente maggiore. Dopo, per carità, giustamente la ricerca fa passi da gigante, per cui ci sono per esempio dei sistemi di assistenza circolatoria che possono essere impiantati ai pazienti con gravi problemi cardiologici in attesa magari di un trapianto, perché per carità sono tutte quante, diciamo, delle cose che vanno benissimo, però se uno avesse il trapianto di cuore prima vivrebbe meglio, perché ecco, sono sistemi che in qualche maniera permettono di vivere. Non dico di sopravvivere, però, ecco, però non è una vita uguale a quella se si riceve un organo. Ma per cui, perché vuol dire anche le persone, vuol dire, in dialisi, sicuramente, per carità, mentre un cuore e un fegato sono, diciamo, degli organi salvavita. Un paziente in lista d'attesa per il rene, voglio dire, ha la possibilità di fare la dialisi. Sì, ma che vita è quella della dialisi? A fronte, perché poi credo che... Qual è l'elemento su cui lavorate per diffondere la cultura della donazione? Questo
30% legittimo, giustificato, poi magari lei prima evidenziava che c'è anche una percentuale molto alta di chi lo vorrebbe fare ma non ci pensa e quindi non lo fa e magari si trovano i parenti a decidere per lui, insomma, ecco, qual è l'elemento che fa dire di no? Legittimo, giustificato, ripeto, allora, sacrosanto? la prima cosa è sicuramente che se la persona in vita non ha detto niente viene chiesto in un momento difficile e questo, diciamo, noi dobbiamo cercare di evitare che questa scelta venga fatta in quel momento là. Sì, non si è lucidi, non si può essere lucidi sì. in quel momento. Sì. Per cui, ecco, statisticamente abbiamo visto che delle persone che hanno manifestato la volontà tramite i comuni e tramite le ASL, un 10-13% dice di no, per cui comunque è un numero molto più basso rispetto poi al, diciamo, al momento della possibile donazione. Per cui secondo noi là è un momento in cui ci dobbiamo lavorare, ma ripeto, non lavorarci in quel momento là, perché sicuramente gli operatori cercano di fare il possibile, eccetera, perché ecco, sicuramente anche là influisce molto il rapporto che io ho avuto con i sanitari. Se io ho fiducia nell'istituzione sanitaria, la mia risposta probabilmente è un sì. Anche come mi pongono magari la domanda e come mi invece, illustrano il percorso. Ma posso aver avuto anche un problema di salute recente che non c'entra assolutamente niente, però della sanità magari non ho proprio un giudizio positivissimo. Ecco, questo sicuramente influisce in un momento così difficile, perché se non ho fiducia nell'istituzione è difficile che io in quel momento possa aver fiducia su quello che mi viene proposto. Per cui sicuramente quello è il momento. L'altro è non lasciamo che altri decidano per noi stessi, perché sicuramente in questo 30% c'è qualche no, proprio perché non sappiamo qual era la volontà. Ma noi non ci esprimiamo perché pensiamo che sia qualcosa che non ci riguarda, perché poi alla fine nelle civiltà occidentali, no, la cultura della morte uno non pensa mai, no? E quindi non ci facciamo i conti li iniziamo a fare man mano che abbiamo dei lutti e anche un po' con la malattia. Quindi ecco, io riguarda sempre gli altri, poi magari se poi capita in famiglia di avere bisogno di un trapianto... Anche perché statisticamente è più facile che io abbia bisogno che non diventi un donatore. Esatto. Cioè, questo, la vita va avanti. Sì, basterebbe pensarla in questa maniera, che se io avessi bisogno, allora... no, infatti, guarda, io quando vedo qualcuno che è in difficoltà, gli dico solo, guarda, io ti faccio solo questa domanda e dopo non ti dico niente altro. Prova a pensare se fossi tu o qualcuno che conosci ad aver bisogno. Perché ecco, voglio dire, c'è questa situazione, 3.000 persone nuove ogni anno entrano in lista, per cui voglio dire, è un numero veramente... Però io dico anche 9.000 più o meno sono sempre le persone in lista d'attesa, ma il numero dei trapiantati aumenta vertiginosamente perché ogni anno 3.000 persone nuove ricevono. Allora guardiamo dalla parte di chi riceve. È un numero veramente fantastico di persone che sono tornate a vivere grazie a una donazione. Perché ecco, il secondo elemento è, ricordati che molte persone, tante persone, vivono grazie a un sì. Tra l'altro, la persona che dà l'assenso all'espianto dei propri organi non dona un solo organo, quindi contemporaneamente può salvare più persone. Certo, teoricamente una persona, ecco, supponiamo una persona giovane, in maniera di dire in perfetta salute, potrebbe donare un cuore, 2 polmoni, 2 reni, un fegato che conto 2, dopo ti spiego perché, un pancreas e una parte di intestino. Cioè voglio dire, una sola donazione multiorgano può aiutare molti. Perché il fegato l'ho contato doppio? Perché nel caso di un fegato adulto, il fegato è formato da 2 lobi. Nel caso di necessità per un bambino, io posso prendere il lobo piccolo e donarlo a un bambino e il lobo grande donarlo a un adulto. Quel bambino ha un lobo piccolo che ha la capacità di crescere insieme con lui, perché si troverà ad essere un adulto con un fegato grande. Per cui ecco, e Padova in qualche maniera, voglio dire, è uno dei centri più importanti da questo punto di vista. Si chiama trapianto split, proprio un solo fegato può aiutare ben 2 persone. In età adulta invece chi non può essere un donatore se si hanno delle patologie? Perché magari c'è tanta gente che ha voglia di donare e poi... Allora, dire di sé la donazione lo si può fare a qualsiasi età.
Bene. Dire di sì alla donazione vuol dire fare solo una promessa. Sicuramente quando l'ho fatto io ero in perfetta salute. Quindi saranno i medici poi a stabilire quali parti possono rinviare alla vita? Nel momento stesso che la persona manca, solo in quel momento là si capirà qual è, diciamo, l'idoneità, che può essere di tanti organi ma anche di un organo solo. Per il rene e il fegato, per esempio, non c'è età anagrafica. Noi abbiamo avuto il donatore più anziano qua nel Veneto di 88 anni che ha donato il fegato, però in Italia gli ultra ottantenni che stanno donando sono veramente tanti. Abbiamo la fortuna di non avere più donatori giovani, perché il casco ha risolto un grosso problema. Il casco, le cinture, la patente a punti? Sì, sì, però il casco in particolare ha preservato i nostri giovani e l'età del donatore sta aumentando. L'età del donatore italiano medio è 60-65 anni. E con questa notizia, perché non ho più tempo a disposizione, con questa notizia che insomma in un concetto di cultura della donazione è essa stessa un conforto, io ringrazio Flavia Petrin, Presidente nazionale di AIDO, ringrazio voi per essere rimasti con noi questa mattina. Torniamo domani mattina con 7 in punto durante la giornata, l'edizione del TG. Grazie, arrivederci. Buongiorno.